Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, estate, voglia di teatro e non possiamo che non parlare del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale. Qui con me ho il direttore Massimo Ongaro perché si è chiusa la stagione invernale, si fa il bilancio che è un bilancio molto positivo. Avete presentato la stagione estiva e tra qualche giorno di nuovo la stagione, cioè un ciclo continuo. Praticamente è così. È così. Non dico che ci siamo complicati la vita, dico che stiamo cercando e troviamo tutte le opportunità per generare lavoro e per proporre spettacoli, proposte culturali e percorsi di crescita complessiva del nostro territorio. Abbiamo appena presentato la stagione estiva, è vero, abbiamo una stagione estiva che si sviluppa su Venezia, su Padova e su Verona con 3 distinte e articolate proposte. E la prossima settimana presenteremo le stagioni di Padova e di Venezia, quelle autunnali e invernali. Lei diceva ci siamo complicati la vita, a riferimento siete diventati Teatro Nazionale, no? Con la riforma, chiamiamola così, del FUS, quindi non più piccoli contributi a pioggia ma dei progetti, dei programmi ben specifici. Il Teatro Stabile del Veneto diventa Teatro Nazionale, il che vuol dire essere un'impresa che fa teatro ma che lo fa 365 giorni all'anno. Mi sembra che i dati siano confortanti, alla fine il pubblico c'è, il pubblico richiede questo tipo di prodotto. Adesso io parlo magari in termini molto imprenditoriali e a qualche purista può venire l'orticaria, però di fatto meno male che è nata la consapevolezza di un prodotto culturale. Sono termini che forse ai puristi non possono piacere, ma sono termini che aiutano a inquadrare il fenomeno e a dare delle dimensioni misurabili. Effettivamente cultura, teatro è anche impresa, è anche lavoro, è anche economia. Il nostro bilancio ormai si attesta attorno ai 10 milioni di euro annui. Ovviamente lo gestiamo in pareggio perché non possiamo fare altrimenti, però cerchiamo di impiegare sempre al meglio le risorse che ci vengono affidate. Il Ministero è uno dei nostri sostenitori, assieme alla Regione, assieme al Comune di Padova, al Comune di Venezia. E le risorse sono le risorse di tutti, noi siamo chiamati a gestirle come meglio possiamo e gli effetti di queste risorse, quando sono misurabili esattamente con questo tipo di parametri, oltre che ai parametri della critica teatrale e del gradimento del pubblico. C'è la possibilità in futuro, dato che si approccia a questo tema in maniera imprenditoriale, ricalcando un po' una tradizione che esiste dalla notte dei secoli, pensiamo al teatro romano, al teatro greco, ma pensiamo anche al teatro di Londra, no? Cioè, è solo in Italia che abbiamo sempre questa forma di fastidio e probabilmente la cultura, sulla base di questo fastidio, è diventata una realtà che in qualche modo per sopravvivere ha bisogno di fondi statali. Lei diceva siamo in pareggio, ha citato lo Stato, il Ministero, ha citato la Regione, che comunque sono enti pubblici. C'è la possibilità in un processo di teatro nazionale di pensare un domani a un teatro che in qualche modo, non dico possa essere autosufficiente, ma per la maggior parte autosufficiente, o questo comporta aumentare i biglietti, tutta una serie di meccanismi che poi incidono sull'affluenza del pubblico che in realtà partecipa. Se vogliamo, noi siamo già per la maggior parte autosufficienti. Il nostro bilancio in questo momento è costituito per quasi il 54% di risorse che noi ci troviamo da soli. Ciò significa che per ogni euro investito dal pubblico, dalle nostre parti pubbliche, dai nostri sostenitori pubblici, noi ne produciamo 2. Ed è una buona, secondo me, una buona percentuale di rendita di questo euro investito. Per cui noi siamo già proiettati in quella direzione lì. Siamo proiettati e cerchiamo di ottenere questi risultati non solo attraverso, anzi, mai attraverso l'aumento del prezzo dei biglietti. I nostri biglietti i prezzi sono fermi da molto tempo. Stiamo cercando di farlo articolando meglio le proposte.
aumentandone il numero e la qualità e la quantità. Del resto le stagioni estive vanno esattamente in quella direzione. Le estati per i teatri tradizionalmente erano periodi di ferma, di morte, no? Sì, blindati, chiusi. Tutto, si chiudeva a chiave, ciao, arrivederci e buonanotte, i contratti dei lavoratori erano stagionali e quant'altro. Ora ci stiamo spostando verso un modello differente, un modello che, avendo una macchina, cerca di farla lavorare tutto l'anno e cerca di usare questa macchina per generare risorse da pubblici differenti. Quindi l'articolazione delle proposte è un'altra delle cose che ci ha fatto migliorare questo tipo di esito. Come può essere il passaggio? Perché lei, suppongo, io prima citavo il teatro di Londra, citavo il teatro classico, basta pensare anche al teatro della Venezia del Settecento, cioè Soprattutto. è una realtà aperta con una proiezione, con una rappresentazione ogni ora, una sorta di ciclo continuo, no? Spettacolo in replay, come si può dire. Perché non è ancora fattibile con questa frequenza? Quali sono le problematiche? Perché non ci sono sufficienti compagnie? Perché La problematica essenziale è che è cambiato il mondo. la panchina è corta delle compagnie. È cambiato il mondo non è più quello che c'era quando l'impresariato veneziano muoveva i primi passi e riusciva a creare delle macchine che chiamavano pubblico e spettatori a giocare a carte, a giocare a dadi, a mangiare, bere, fare qualsiasi cosa all'interno degli spazi del teatro. C'è una delazione di Casanova che parla di illeciti affari nei palchi del loggione di uno dei teatri. Adesso si fanno nelle tabaccherie questi pseudo illeciti affari, ma senza voler criminalizzare. C'è un investimento da parte dello Stato in un gioco che è un gioco, vabbè, magari... Comunque, per tornare a noi, il discorso è che è cambiato il mondo. Le proposte di intrattenimento in questo momento, in questa fase storica, sono molteplici e sono sempre più capaci di raggiungere direttamente gli spettatori attraverso anche i marchingegni digitali. Perciò noi abbiamo una concorrenza molto forte, quello su cui noi puntiamo è la condivisione dell'esperienza e sul fatto che è un'esperienza fatta da persone vive per persone vive. Questo è un punto di forza dell'esperienza del teatro su cui noi puntiamo molto. Non crede che, analizzando un po' i corsi e ricorsi storici, penso alla musica, no? Ai concerti. C'è stato un momento in cui il disco, il playback era l'apoteosi, poi c'è stato un ritorno proprio al live, al concerto negli stadi, cioè tutta un'altra dimensione. Secondo lei questa appunto esagerata offerta di intrattenimento, chiamiamola così, per vie virtuali, può favorire una reazione futura? In che tempi? Se non so se si possono fare delle analisi per cui si abbia voglia di... Un po' come il cinema, no? Si pensava che dovesse morire perché ormai hai tutto a portata di mano in qualsiasi momento. Invece c'è una piccola riscoperta che uno è talmente stanco, forse perché perde la vista, e ritorna al cinema. Quindi anche l'impatto diretto con uno spettacolo dal vivo può essere in previsione per quanto concerne il teatro? Noi dobbiamo solo tenere duro e continuare a proporre. Per quanti anni, secondo lei? No, sarà sempre così. Cioè, noi dovremo sempre confrontarci con concorrenze di questo tipo. Però, come dicevo, abbiamo una forza, cioè la forza dello spettacolo, la forza dell'esperienza vissuta in quel momento, in quel luogo, dal vivo, e la condivisione anche col resto del pubblico, perché effettivamente molto conta anche la parte conviviale, la parte che si sperimenta assieme ad altre persone e la condivisione di quello che si è potuto sperimentare. Questa è una forza. Iniziative collaterali allo spettacolo possono essere anche qui un incentivo? Abbiamo dei dati che ci dicono che è così. La stagione estiva di Padova, la stagione estiva di Venezia e anche la stagione estiva di Verona, al termine degli spettacoli, ha un momento conviviale. A Padova addirittura l'abbiamo chiamata aperitivo a teatro. Facilita
non è sostitutiva dell'esperienza dello spettacolo, però dà una mano aiuta il pubblico a fare quel passo che spesso non è facile, di uscire di casa e recarsi. Insomma, la tartina e il calice di vino possono aiutare, soprattutto se sono di qualità. Certo, ovvio. Tornando al bilancio, e poi entreremo a parlare della stagione estiva, e poi vediamo se riesco a estorcerle qualche notizia sulla stagione invernale. Che questo bilancio, appunto, un incremento, un 54% di autosufficienza, ma quali altri dati? Così per che quadro ne emerge? Qual è lo spettacolo che è piaciuto di più? Piacciono le produzioni locali? Piacciono... l'altro giorno abbiamo intervistato Carla Fracci, la quale, pur riconoscendo la grandezza di compagnie di danza internazionali, riconoscendo che lei è stata... ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, rimpiangeva il fatto che non ci sia una compagnia di danza italiana. E allora io mi chiedevo, insomma, il pubblico come si pone di fronte alle compagnie locali, perché insomma, la vostra proposta è stata molto articolata, no? Sì, sì. Anche con molta attenzione alle nuove leve, i laboratori, la scuola di teatro, il fatto che lo stesso essere diventati Teatro Nazionale non ha estromesso delle compagnie minori, anzi le ha inglobate, gli ha dato una visibilità che era inimmaginabile, no? Sì. Quindi siete riusciti a sfatare una paura che sembrava lo spauracchio più forte. Sì, ma questo dipende da come si gestisce lo strumento. Il Teatro Quindi Nazionale... Quindi è bravo lei? Probabilmente io faccio parte del contesto che consente questo tipo di performance. No, abbiamo una struttura che si è trovata di punto in bianco a lavorare a un modello di impresa un po' diverso da quella a cui era abituata e ha reagito benissimo. Quindi ho dei collaboratori che in questo sono di grande aiuto e i risultati che otteniamo sono frutto di questo lavoro di tutta la struttura. Dicevo, dipende da come si usa lo strumento. Il Teatro Nazionale è uno strumento potente per la crescita di un territorio e io e i miei collaboratori a questo territorio innanzitutto ci rivolgiamo. Per questo anche le compagnie cosiddette minori hanno trovato la possibilità di lavorare, di esprimersi, di crescere. Per loro dire, insomma, se fino all'anno scorso sentivo, no, facevo dei servizi dove c'era, quest'anno invece... Tutto bene. Quindi vuol dire che stiamo riuscendo a gestire bene quello che abbiamo a disposizione, che è uno strumento importante. Dopodiché, come il pubblico prenda queste proposte, se le proposte sono di qualità non ci sono problemi, il pubblico gradisce le proposte purché siano qualitativamente adeguate. Abbiamo pubblici diversi nelle nostre città, quindi le stagioni sono sempre diverse per riuscire anche ad andare incontro alla tipologia di pubblico, ma in generale sono pubblici molto esigenti, non lasciano passare facilmente le scivolate, gli errori di programmazione, bisogna stare molto attenti e in questo insomma noi andiamo con i piedi di piombo. C'è stata qualche scivolata? Non veramente. Ma era uno spettacolo contemporaneo, nulla che non sapessimo che poteva essere a rischio. Esattamente. Era un azzardo che non è stato capito in quanto proponeva qualcosa di estremamente nuovo e quindi per un pubblico magari tradizionale, perché poi lei parla di pubblici diversi, no? Adesso io sono curiosa, ci può fare un po' l'identikit del pubblico veneziano, del pubblico padovano, del pubblico veronese? Allora, io quello che posso dire in questa sede è che davanti all'avvocato? La prima a Venezia, cioè il primo spettacolo a Venezia, è una delle cose più temute dagli attori italiani, perché il pubblico di Venezia, delle prime, è probabilmente il più severo pubblico che sia sulla piazza. Perché magari è abbonato dalla nascita. È stato abituato molto bene negli anni, tra le programmazioni storiche di teatro, la Biennale, i festival, insomma a Venezia c'è stata una programmazione molto, molto alta qualitativamente. Quel pubblico è molto ben abituato, quindi
bisogna stare molto attenti a quello che si propone ai veneziani. Noi i rischi ce li prendiamo ovviamente, però sappiamo di prenderceli e quando ci decidiamo di prenderci un rischio siamo anche molto attenti nel tentare di spiegare perché ci prendiamo questo rischio e qual è il senso della proposta che facciamo. In questo modo evitiamo di generare equivoci. Forse lei si riferiva a qualche equivoco che è successo in passato, noi siamo piuttosto attenti a far sì che non si ripetano casi di questo tipo. Pubblico padovano invece è più morbido? Non è più morbido, è molto competente. È molto competente ed è più indulgente, se vogliamo, del pubblico veneziano, ma ciò non significa che sia di bocca buona, tutt'altro. Io ho spesso degli scambi di opinione con nostri abbonati che non me le mandano a dire. Se non hanno gradito la proposta, me lo dicono e io sono molto contento del fatto che lo facciano, vuol dire che siamo riusciti a instaurare un rapporto. Verona? E Verona che ci lascerà purtroppo. Lo faccio dire a lei. Ci lascerà purtroppo al termine di quest'anno. È stata una separazione consensuale, perché dalle notizie di stampa che si sono lette è sembrato un po' un colpo di scena, tra l'altro proprio alla conferenza stampa di presentazione del bilancio, oppure era appunto una separazione consensuale che magari qualcuno l'ha comunicata prima prima in tempi. La separazione è stata annunciata già da tempo ed è una separazione diciamo consensuale. Verona ha inteso tornare ad una dimensione di totale indipendenza. Noi siamo un'azienda pubblica nei fatti, in controllo pubblico, per cui il tipo di gestione che noi dobbiamo dare alle nostre attività è una gestione da soggetto pubblico. Verona, soggetto privato, abituato all'agilità del privato, credo abbia sofferto un po' in questi 2 anni. Però ha sofferto, ma i dati, se non sbaglio, l'incremento di pubblico ce l'ha Verona. Ce l'ha anche Verona. Noi abbiamo incrementato su tutte le piazze. Abbiamo incrementato veramente su tutte Verona le piazze. Verona è incrementata perché legati a voi o voi avete incrementato perché comunque c'era l'offerta in più di Verona? Questa è cattiva come domanda. Il lavoro che abbiamo fatto è stato lo stesso su tutte le città, quindi abbiamo impegnato le stesse energie, la stessa forza e la stessa progettualità. È una progettualità che ha dato segnali positivi su tutte e 3 le città, perché non dimentichiamoci, la cosa che quando abbiamo visto i dati ci ha sorpreso è che anche Venezia, nonostante la crisi sociale che la città in questo momento sta soffrendo, il peso del turismo, la perdita di residenti e quant'altro, nonostante questo Venezia è cresciuta. Non può essere che l'apporto sia stato dato anche da dei turisti che cercano in città anche l'offerta, perché noi magari ci focalizziamo sempre sul turismo di massa senza volerlo denigrare, però da una parte c'è quel tipo di turismo, dall'altra però l'offerta ricettiva anche di elevata qualità che c'è a Venezia richiama un certo tipo di viaggiatore che vuole vedere Venezia ma vuole anche andare a teatro, vuole andare nei ristoranti, vuole scoprire le mostre. Ecco, quanto il fatto di aver magari presentato in maniera più imprenditoriale, ma già il fatto stesso che lei non è né un regista, né un attore, né un autore, ma un uomo, un manager, quanto questo in qualche modo permette anche di far arrivare al turista questa opportunità? Beh, non dipende dal fatto che io non sia un artista, chiaramente. È un artista di numeri, magari. Ma no, dipende dal tipo di proposta che si fa. Noi a Venezia in particolare stiamo lavorando per generare un'offerta di spettacoli per il pubblico non residente, turista di passaggio, possessore di seconda casa, insomma c'è una cittadinanza molto più articolata a Venezia che in altre città. Noi abbiamo invece una cosa che si chiama pubblicità, ma lei essendo un manager forse capisce. Capisco. Torniamo tra un paio di minuti, grazie.
Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare con Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto. Si chiude una stagione invernale con dei risultati più che soddisfacenti, incremento, quindi una programmazione anche nella sua strutturazione che ha funzionato, Teatro Nazionale, quindi una concezione di impresa. Avete presentato la stagione estiva proprio in questo concetto di continuità. Che cosa prevede la stagione estiva? Perché adesso voglio fare le domande proprio al direttore, andiamo a vedere che spettacoli ci sono, qualche chicca che può ingolosire il telespettatore. Dunque, abbiamo 3 differenti proposte per 3 città molto diverse tra loro. Questo l'abbiamo capito. E se uno invertisse le programmazioni, cosa potrebbe succedere? Sarebbe divertente. Si potrebbe provare, ma credo che potremmo invertire quella di Venezia e quella di Verona. Quella di Padova la stiamo articolando in maniera un po' diversa perché la città è diversa dalle altre due. Lei diceva competente, però mi sembra abbastanza tradizionale molto abitudinario, tradizionale, quindi... ma forte, presente, appassionato. Quindi bisogna stare attenti anche lì. Non si può perdere la fidelizzazione. Non si deve mai fare sbagli. Casomai si può fare un matinée dove sperimentale, dove si testa un attimo se può interessare qualche prodotto di laboratorio. Noi i nostri spazi di sperimentazione ce li abbiamo. Certo. Li abbiamo, li facciamo anche lavorare molto. Chiaramente poi nella stagione principale dobbiamo portare proposte che abbiano una sufficiente adeguatezza. Per quanto concerne le stagioni estive, a Venezia questa mattina ho visto una bella filata di una nuova produzione che si chiama Arlecchino Furioso. Avremo 61 recite a partire da sabato fino al 15 di ottobre al Goldoni. Lavoriamo sul palco, mettiamo il pubblico sopra il palco assieme agli attori per creare una maggiore prossimità. È un canovaccio, è in maschera, è molto divertente. Ma si rifà a un'opera di Goldoni o a un Arlecchino Furioso che è un po' Arlecchino, un po' Orlando Furioso? Si ispira alla maschera goldoniana, chiaramente, però poi prende una deriva furiosa, diventa furioso per amore. C'è una serie di malintesi, ovviamente, sempre gli equivoci generano comicità e generano la storia. Diventa furioso, poi l'amore che ha generato la furia, allo stesso modo, lo riporta in senno. Molto divertente, è un'operazione che abbiamo fatto con le maschere e stiamo tentando di evitare l'uso dei sopratitoli, cercando una interazione spinta con il pubblico. Vedremo se funziona. Diciamo che le programmazioni estive finora hanno funzionato molto, hanno incontrato anche il pubblico di passaggio, il pubblico non residente. Questa in particolare sta tentando di avvicinare ancora di più il pubblico all'esperienza teatrale, quindi tutti sul palco, tutti molto vicini, la prossimità è garantita e aperitivo al termine, chiaramente. Questo favorisce o allontana? Cioè c'è richiesta di essere interattivi o perché magari c'è anche il pubblico tradizionale che vuole stare, io vedo, c'è sempre di più, no? A teatro l'attore che scende in mezzo al pubblico, una parte aperta, no? Un finale aperto o un atto aperto della commedia dove si improvvisa con il pubblico e c'è sempre chi è molto ritroso e chi invece partecipa pensando ad una carriera in ascesa. Ecco, come reagisce? È una cosa che interessa, che piace, che interessa più i giovani? Perché poi lei parlava di pubblico veneziano, pubblico padovano e pubblico veronese, ma credo che ci sia nei vostri programmi anche la voglia di intercettare nuovi pubblici. Assolutamente. Sta cambiando, per carità, è vero che all'interno di un teatro ci sono gli abbonati classici che sono incollati a quella poltroncina da 50 anni. E ci sono. Vabbè, io mi posso citare tra questi, che saranno 27-28 anni, la poltroncina è sempre la stessa. Ecco, ma invece cambiare anche... servirebbero più teatri? Sì.
Servirebbero più teatri, nel senso che servirebbero spazi differenti, spazi utilizzabili differentemente. Le macchine teatrali che abbiamo a disposizione sono molto rigide. Sono teatri all'italiana, hanno degli spazi molto precisi, confinati, non modificabili. A Padova, qui al Verdi, abbiamo un piccolo ridotto che ci aiuta molto proprio nella parte di sperimentazione. Molte di queste sperimentazioni le rivolgiamo proprio al pubblico giovane, agli studenti universitari. Abbiamo creato un serial teatrale scritto e interpretato dagli studenti universitari che ha avuto un ottimo successo. Sì, ci vorrebbe qualche struttura flessibile, qualche struttura... Perché in Italia non si costruiscono teatri nuovi? Perché purtroppo ne abbiamo un sacco già di vecchi, forse. E sono tutti forse ne abbiamo anche troppi di vecchi. Sono tutti bene o male utilizzati. Qui in Veneto c'è una grandissima programmazione teatrale, quasi ovunque. No, ci sono gli spazi. Abbiamo pochi spazi veramente attrezzati e adeguati a una programmazione veramente contemporaenea, quindi che in Italia si fa poco. Non c'è versatilità della macchina teatrale. I nostri teatri sono di impianto settecentesco, quindi insomma, per quasi tutti gli usi sono buoni, per alcuni no, e questi usi sono quelli che ci aiuterebbero a spingerci verso un altro tipo di fruizione. Moderno. Una struttura, intende? Sì. Sarebbe bello averne una a disposizione. Certo. Mi viene in mente uno spazio che insomma è una scatola, però mi sembra che sia attrezzata, l'avevano realizzata per l'Expo di Venezia. Quella potrebbe essere uno spazio... Quello lì è uno spazio informe e informale. Io sono stata più generosa allora a definire la scatola. È una scatola, è una vera e propria scatola molto grande, non è la struttura a cui io mi riferisco a una struttura che abbia la possibilità di modulare le forme, di avere diversi tipi di fruizione, pianta centrale, con tribune contrapposte, insomma strutture come in Europa ce ne sono molte, ce n'è qualcuna anche in Italia. Se non sbaglio a Oslo no, ce n'è una molto bella. In Europa ce ne sono parecchie. Molto bella dal punto di vista della funzionalità, poi avrei delle perplessità su come... Su come viene gestita. No, come è stata realizzata, insomma all'interno c'è troppo legno, troppo scuro, una visione per essere un teatro contemporaneo. Diciamo che una struttura italiana che ha fatto storia in questo senso è il Fabbricone di Prato, dove ha lavorato a lungo Ronconi e quant'altro. Quella è una struttura a geometria variabile, diciamo, che può essere utilizzata veramente. Lanciare un assist a qualche... A Padova, un fabbricone... Non lo so, è un qualche punto in Veneto. No dai, diciamo che noi abbiamo già il nostro bel da fare a far lavorare bene i nostri spazi, quindi ci dobbiamo concentrare in quella direzione. Il colpaccio, tanto lei non mi risponderà, della prossima stagione invernale? Volevo finire di raccontare la programmazione estiva. 10 secondi. Estiva. Qui a Padova in particolare segnalo una programmazione piuttosto articolata che già l'anno scorso ha avuto molto successo, aperitivo al Termine, aperitivo a teatro. Sono 4 spettacoli, ognuno dei quali fa 6 giorni, quindi dal lunedì al sabato tutte le sere. 2 di questi sono realizzati con gli attori, con gli allievi attori della nostra scuola, Accademia Palcoscenico. Andrà in scena da lunedì Le donne al Parlamento, ovvero Sesso e Potere, una riflessione tratta da Euripide che ha curato Giorgio Sangatti. Sarà seguita dalla Putta Onorata di Goldoni con la regia di Beppi Emiliani, sempre con gli allievi attori che hanno dato buona prova. Seguirà un lavoro della compagnia Amor Vacui che si intitola Il solito ignoto, è un testo che abbiamo selezionato con un bando dedicato alla Prima Guerra Mondiale, al primo conflitto. È un testo che parla di toponomastica, di Silvio Appiani, di Padova, del calcio e dello stadio. Li mescola in maniera molto intelligente. Molto interessante. Molto interessante. Poi chiuderemo con un'altra puntata delle nostre donne di Shakespeare. Questa volta, siccome siamo a Padova, sarà un dialogo tra la bisbetica e sua sorella. E anche questo affidato a Beppi Emiliani. Quindi una rilettura di classici in maniera in chiave moderna, una chiave moderna dove oltre alla riflessione
C'è necessità di leggerezza, di divertimento, di piacevolezza dello stare a teatro? Bisogna che l'esperienza sia piacevole. Per piacevole non intendo meramente... No, emozionale. No. Bisogna bisogna uscire con qualcosa, portandosi dietro qualcosa, certo. Un'anticipazione della stagione invernale? Faccio come Enrico Cuccia. Bene, vabbè, ma tornerà qui, quindi. Tornerò senza... Tra l'altro lei è fortunato perché c'è il collega della regia che mi sta facendo la luce rossa dicendo il tempo a disposizione è finito, si è messo d'accordo lei con il collega. Bene, io ringrazio Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto, subito dopo pubblicità, altri ospiti, altri argomenti. Vediamo se abbiamo ospiti meno reticenti. A tra pochissimo, grazie.